perché in tutto ciò io sono un po' tesa, perché No, hai ragione, perché la responsabilità di avere a bordo della social car una campionessa mondiale olimpica è veramente alta. tanta, quindi io vado pienissimo. Che dire, Rossella, cioè quasi quasi mi mancano le parole, perché raccontare il tuo curriculum sportivo non basterebbero 3 puntate di social car. no, dai, è facile. Le cose più importanti che ho vinto sono 2 mondiali assoluti nel 2014 e nel 2015 in Russia e un argento olimpico a Rio de Janeiro. Così, Queste sono proprio- Roberta facile facile. Esatto. E noi ci eravamo viste proprio prima di Rio de Janeiro, era la fine del 2016. Dopo la vittoria al secondo mondiale in Russia, mi ricordo che ti raccontavo appunto che dovevo quasi per partire per le Olimpiadi. Poi è andato tutto bene, quindi direi che ora essere qui prima di un'altra Olimpiade può portare fortuna. Potrebbe portare fortuna. Come ti stai preparando? In questo periodo mi sto allenando dalle 4 alle 5 ore al giorno. Poi sto caricando parecchio. Poi ci sono le vacanze di Natale che per me sono 24 e 25 e poi mi alleno sempre perché già il 2 gennaio siamo in ritiro un'altra volta. Poi andiamo a Cuba per una Coppa del Mondo importantissima per la qualificazione olimpica. E poi andiamo a Doha, quindi Capite gennaio è ricco di appuntamenti. Capite perché non riuscivo mai a beccarla? Per questo motivo. Perché sono a Catania, però in realtà vado è e sempre vengo. in giro. Sì. Perché tu vivi a Catania, ti alleni a Battiati nella tua palestra Sì, storica. brava. La cosa che mi piace di te è questa, che sei rimasta qui con i tuoi genitori. Allora, Sì. dopo l'evento ti vieni a prendere tuo papà col motorino. Col motorino e vado ad al volo. allenarvi. Sì, e mi vado ad allenare. Sì, è così. La campionessa della porta accanto, Rossella. Qui sulle pedane di Mosca il bis d'oro. Rossella Fiammingo è infatti campionessa del mondo di spada femminile per la seconda volta consecutiva. 12 mesi dopo il titolo conquistato a Kazan e all'indomani del suo 24esimo compleanno, l'atleta siciliana torna sul tetto del mondo. Ho iniziato a 7 anni alla Metodos di Sant'Agata di Battiati, dove in realtà io ho iniziato prima, a 6 anni con la ginnastica ritmica, sempre nella stessa palestra. Come sei arrivata alla scherma? Perché mio fratello faceva scherma e lui è più grande di me, quindi mio padre si è appassionato e ha provato a convincermi a portarmi a fare scherma. Nel frattempo ci guardano tutti, sono imbarazzatissima. E poi mio padre mi ha convinto, ho provato e adesso lo ringrazio perché se non fosse stato per lui io non avrei mai fatto scherma. Siamo a bordo della social car con Rossella Fiammingo, campionessa mondiale olimpica di scherma, campionessa anche della porta accanto, perché lei continua a condurre la sua vita normale e serena tra Catania, Sant'Agata di Battiati, Milano e il resto del mondo. Sì. Come ti è cambiata la vita in questi anni? Ti sei fatta strada anche nel mondo, diciamo, dello spettacolo, della Sì, televisione, cioè, a tantissime piccole- interviste, le copertine Sì. che ti hanno dedicato. Sì, allora secondo me bisogna sempre selezionare perché io Certo. sono un'atleta, sono una sportiva, quindi il mio tempo lo devo dedicare soprattutto a quello. Però nel frattempo è anche bello, una volta che si vince qualcosa di importante, riuscire anche a godersi il momento e questo è quello che faccio io. Rossella Fiammingo, eccola qua. Guardatela, Rossella detta anche la Venere della scherma. Questo non l'ho detto No, lo dicono io, tieni questo. Tra l'altro un look da schermitrice proprio, tipico. Come stai, Rossella? Tutto bene, Tutto mi sto bene? allenando tanto, è un periodo durissimo perché Perché il chi prossimo ci avete anno ci adesso? sono le Olimpiadi, quindi siamo in piena qualifica olimpica. Ma ci sono alcuni programmi, alcuni reality dove devi stare 2 mesi, 3 mesi fuori. Ti hanno proposto, immagino. Sì, mi cose avevano del genere. proposto ad esempio Ballando con le stelle, ma appunto sono cose che puoi fare o in certi periodi della carriera, quindi sul posto, oppure dopo un'Olimpiade in cui decidi di prenderti un momento di pausa. Sinceramente non lo so se lo farei adesso, perché dico sempre che è il mio periodo più importante, perché dal punto di vista della forma, come età, ho 28 anni, è un periodo ottimale,
quindi mi dispiacerebbe perdere questo momento. Però Ci sarà non tempo è per detto poi per che tutto il dopo resto anche le anche. Olimpiadi ho bisogno proprio fisiologicamente di Certo. staccare, allora potrei anche farlo. E il mondo della moda ti corteggia? Quando nella moda mi piace molto, mi invitano spesso a delle sfilate, tutte le volte che mi invitano, mercoledì, giovedì di settimana, mi mangio le mani, vorrei andare ovunque, ma Ti vediamo spesso nelle storie di Diletta Leotta, un'altra Sì. catanese doc, la presentatrice, conduttrice, la conosciamo tutti. lei è una ragazza d'oro veramente, perché oltre ad essere una bellissima ragazza è brava, e non lo dico perché sono una sua amica, ma perché è veramente così, è brava. È di una dolcezza rara, perché comunque quest'anno lei mi è stata vicina in molti momenti particolari, siamo stati tanto insieme, quindi comunque oltre a essere diventata quello che è diventata, è rimasta quello che è sempre stata, una ragazza con i piedi per terra. Catanese doc, ma soprattutto è una mia cara amica. Sto parlando di Rossella Fiammingo. Ciao Rossi. Ciao Dile. Benvenuta, sono davvero molto contenta di averti qui, talmente tanto che abbiamo costruito questa pedana che adesso è diventato un podio. Noi non per niente ci troviamo nel gradino più alto di questo podio perché porta fortuna. Sicuramente, speriamo almeno. Poi io lo dico sempre quando mi dicono ma te le mangi le granite, i dolci. Ma certo. Sì, poi alla fine veramente brucio così tanto che non mi faccio mancare il dolcino, che noi siciliani poi ci teniamo tantissimo al dolcino del weekend, quelli non me li faccio mancare. Ovviamente però poi sono così, cioè mia mamma non mi sopporta perché poi lei cerca di condire in maniera diversa le cose, invece voglio le cose così pulite come sono scritte, perché sono abituata in tutto a essere perfezionista. Giusto. Non saresti una campionessa del mondo. 12 mesi dopo il titolo conquistato da Kazan e all'indomani del suo 24esimo compleanno, l'atleta siciliana torna sul tetto del mondo. Ancora una prestazione da applausi per l'azzurra che, così come a Kazan, sfodera talento e intelligenza, siglando una doppietta iridata che nella spada femminile era riuscita solo all'ungherese Marianne Horvath nel 91 e nel 92 e alla francese Laure Flessel nel 98 e nel 99. Hai detto a tua nonna che salivi a bordo della social car e ti poteva guardare su Telecolor? Lei non se ne perde una. Mia nonna fra la TV e YouTube mi cerca ogni giorno. Gioia! È di quelle che durante le gare prega tutto il giorno, è di quelle che mi deve dare il portafortuna prima di partire, insomma ci tiene tanto a me. E cosa porta in borsa? Degli articoli di giornale di sua nipote che fa vedere a tutta Catania. A firma di Lorenzo Magri. Certo, Ovvio. sempre lui. Che salutiamo. Fedele, ciao Lorenzo. Qualche esperienza tipo particolare che ti è successa in giro per il mondo, qualche racconto, qualche cosa divertente che ti è capitata o paurosa o Mi è situazioni capitato strane? di perdermi in Cina un anno fa, per esempio. Avevo una gara Sì. e dopo dovevo raggiungere mio fratello che mi era venuto a trovare a Shanghai. Vado in stazione. Ovviamente, quanti sono i cinesi in ogni mini città per loro dove ci sono miliardi di abitanti? Era tutto pieno e quindi mi sono ritrovata lì senza parlare nessun tipo di vocale o parole in cinese, perché loro parlano solo in cinese. E non farmi capire, e quindi No, ero bruttissimo. disperata, i pianti, non sapevo come fare, e quindi alla fine sono andata alla ricerca di un giovane, perché gli unici, se siete in Cina, gli unici Che forse possono darvi retta sono i giovani. sono i giovani. E ho trovato un ragazzo che con il traduttore mi ha portato al mio posto. Grazie Rossella per avermi dedicato, aver ritagliato davvero questo mezz'oretta di tempo Grazie per a chiacchierare te. con me a bordo della social car. Io ti porto indenne al tuo evento. Andiamo. Prossimo appuntamento mondiale? Prossimo appuntamento Coppa del Mondo a Cuba il 12 gennaio, quindi nel 2020. E allora il 2020 si aprirà per te da Cuba. Sì, ciao a tutti!